Gino Lucchetta è nuovo presidente della comunità montana delle Prealpi Trevigiane. Da presidente, quali sono le questioni che affronterà subito da domani? Da subito ci sono i progetti che sono già in atto, quelli che stanno correndo in questo momento, in particolare le collaborazioni con gli altri enti, il Galli in primo luogo, poi il progetto con l'IPA da quasi 1 milione di euro, di cui noi siamo in capofila e per il quale abbiamo avuto dalla Regione un finanziamento di 750.000 euro. Ecco, questi sono i progetti più a breve scadenza. Proprio dalla Regione Veneto verranno assegnati all'incirca 35.000 euro qui alla comunità montana. Come pensa di impiegarli? Diciamo che quello che arriva dalla Regione Veneto in genere è già destinato, nel senso che viene erogato sulla scorta di leggi regionali specifiche, su articoli precisi e quindi ha già una destinazione. Quindi o è per la viabilità silvopastorale, oppure è per lo sfalcio di scarpate, oppure è per il sostegno dell'agricoltura di montagna. Comunque tutti i capitoli hanno già una destinazione e diciamo là devono andare a finire. Con il governo Monti, più precisamente con la spending review, c'è un accorpamento delle province, alcune vengono addirittura soppresse. Quale futuro per la comunità montana? Questo è uno dei grandi misteri che ancora neanche noi riusciamo a capire fino in fondo, in quanto la spending review sta facendo delle manovre di riduzione e di taglio degli enti, ma allo stesso tempo anche la Regione ha da mesi, direi almeno da un paio d'anni, delle proposte di legge per il ridisegno e la ridefinizione delle comunità montane che però non riescono ad arrivare al traguardo. Chissà che prima della fine dell'anno la Regione riesca a far chiarezza su questa cosa, anche perché non è corretto mantenere un ente e il territorio che a questo ente fa riferimento nell'incertezza dei finanziamenti e soprattutto dei programmi per il futuro.